Ogni volta che faccio qualcosa o combino qualcosa, tutti mi dicono di piantarla. E continuamente mi dicono piantala, 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 così io l'ho piantata. Ma c'è cresciuta una pianta di marijuana e rimeda e poi fa babà. La Juve non è bella come Sofia Loren o Marilyn Monroe, ma certo è che tengono spaccimmi culo. Si dice che la mamma dei cretini è sempre incinta, ed è vero, ma anche quella dei preti, se no come si spiegano che tengono tanta fratelli e sorelle? In Italia c'è sempre il problema di trovare casa. Figuratevi che a Napoli i bambini sulla spiaggia, invece di fare i castelli di sabbia, fanno i case popolari. Due amici, uno chiede all'altro. Ehi Pasqua, e tua moglie dov'è? Pasquale risponde: sta in due giardine. E l'altro amico: Ma non la vedo, arresta. e Pasquale risponde: no, gli scavano poco, sta sottoterra. Nel calcio italiano abbiamo visto di tutto, ma chissà quale giorno, mentre a Napoli si gioca Napoli-Roma, l'arbitro assegnerà un calcieri con la Juve. Buonasera, favorisca i documenti per favore. E Bicon, brigadier. Va bene, tutto a posto, tutto a posto. Ma io sento puzza di alcol. La verità, brigadier, ma ci fa rubare i biruzzelle. E perché guida in questo stato? Brigadier, scusate, ma io sono grado un'annunziata, non ho visto guidare un marocco. Una recente indagine scientifica ha stabilito che una persona su 4 nel mondo ha problemi mentali ed è molto disagiata psicologicamente. E allora pensi a te e ai tuoi migliori 4 amici e dici: ma allora, se 3 di loro stanno bene, o scema son io? Quando incontri l'amore, la prima cosa che ti succede, te ne accorgi subito. Perché? Lo sai perché? Perché ti ha cominciato a trattenere un sacco di pirata, si la vogliono dice ma allora per un parataiuolo. Da piccolo ogni cosa che toccavo mamma mi diceva non toccare è cacca, non toccare è cacca. Poi da grande ho capito perché sto mondo è chi di merda. Milano, giornata di pioggia. Piove. Un napoletano sulla sua Fiat 127 con lo stereo a palla si ferma al semaforo. Gli si affianca un milanese in Ferrari, abbassa il finestrino e gli dice: Uè, Terun, scende la pioggia, eh? il napoletano abbassa il finestrino, gli sputa in un occhio e gli dice: Uè, capicazza, una lacrima sul viso. Gli juvencini sono come la forfora, stanno sempre in testa, ma fanno troppo schifo. Ciao tesoro, lo sai, questa sera sono sola a casa. Sono sola. Oh, vai, oramai, è chiuso buona la porta, mi raccomando. Ditemi una cosa, ma quelli che si fanno le foto con il costume da mare nel bagno di casa, poi si buttano dalla finestra o si buttano direttamente in due cesse? Buongiorno, scusate, ma ratano bello chili pane. Un chilo? Va bene, però mi raccomando,
non ne pigliate assai, perché casi no si fa toast. Oh, vai! E allora sai che volete fare? Da me non riesce a caire. La gente spende un sacco di soldi per fare il giro del mondo. Io invece mi faccio un fiasco di vino e un mondo gira attorno a me. Vorrei dire a quelle persone che si credono belle, intelligenti, perfette, perciò amate dai mariti, si è corna da essere frasca, voi stessa per sempre frisca. In ogni periodo di villeggiatura vedo gente su Facebook e WhatsApp che scrivono Ibiza, Caraibi, sto arrivando. E sto chiamando a chittare munnezza, qualcuno può venire? Tante donne l'8 marzo alla festa delle donne si aspettano tante mimose. Ataca mimose, a certa la vestono a regalare un mazzo e friarilla per tutte le salsicce che hanno pigliate. Questo video è una produzione di Napoli è sempre bella, pagina Facebook, canale YouTube. Il video non è scaricabile, non è pubblicabile.